Amiche e amici di 131.com, buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Trick and Roll, il nostro magazine dedicato alla palla e spicchi. Il basket, ovviamente, grande protagonista di questa puntata sarà la Dinamo Sassari, ma anche in generale tutto il basket sardo, con il protagonista sarà l'Esperia Cagliari, perché abbiamo un ospite, un attuale dirigente, ma uno dei giocatori più rappresentativi degli anni che furono. Prima di presentarlo vado ad accogliere i miei compagni di viaggio. Ciao Lello. Ciao Matteo, ciao a tutti. Buonasera anche a Nando Mura. Buonasera Nando. Buonasera a voi, ciao a tutti, ciao. E buonasera al nostro ospite. Buonasera Stefano Meloni. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera. Ecco Nando, io vorrei che lo facessi tu un quadretto di Stefano che descriva appieno tutto quello che ha fatto. Insomma, intanto è un caro e vecchio amico. Secondo, è stato uno di quei giocatori che aveva stanato l'Esperia da Montemigi, cioè all'inizio degli anni '80, lui era uno di quei giocatori di quel gruppo meraviglioso del 1960, ma anche il 59-61, che aveva portato l'Esperia dall'avere pochi spettatori a Montemigi a riempire il palazzetto. La sua Esperia era arrivata in serie B. Per dire solo una cosa, per non dilungarmi troppo, nella famosa finale col CSM, il derby che aveva deciso chi delle due squadre cagliaritane doveva salire in Serie B, Stefano era stato il miglior realizzatore con 26 punti. Questo la dice tutta. Aggiungo che eravamo ancora prima dell'84, quindi non c'era il tiro da 3 punti, se no quei 26 punti sarebbero stati 34, 38, ecco così, perché era un tiratore perimetrale. E adesso è qui con noi perché è dirigente dell'Esperia, la società presieduta da Antonio Cinus e che ha come leader carismatico anche Giovanni Zucca, e lui fa parte di questa società e sta varando faticosamente, perché di questi tempi non è facile, un progetto non di rilancio ma di consolidamento della gloriosa società fondata da Mario Siddi nel 1948. Ecco, io inizierei proprio dall'attualità, tocco un po' di tasti dolenti, visto anche il periodo che corriamo, poi ne parleremo approfonditamente, visto che anche nel massimo campionato di basket ci sono delle grandissime difficoltà di alcune squadre, ma io partirei proprio dall'attualità. Stefano, cosa prevede il nuovo progetto? Ma non è esattamente un nuovo progetto, è un po' un rendere più forte un progetto che è nato qualche anno fa tra Esperia e Olimpia, che sono le due società forse più, in questo momento, quelle storiche che avevano avuto i maggiori successi. Almeno l'Olimpia era l'ex Brill, quindi quella che aveva raggiunto il massimo livello tecnico arrivando sesto in A1, aveva fatto la pool scudetto, è arrivata sesta. L'Esperia, che chiaramente non è mai arrivata in A1, però è comunque probabilmente la società che più ha costruito come campi, come vivaio, professor Siddi e chi è succeduto dopo alla guida della società, comunque continuato a costruire, e ancora oggi devo dire sta facendo un ottimo lavoro. Quindi l'unione di queste due società, di queste due squadre, perché non è ancora un'unione societaria, è un'unione sportiva, è un'unione progettuale, è importante per la città perché si identifica un po' come la squadra, diciamo, della città vecchia, no? Poi sono nate nuove società, ci sono società che fanno un gran lavoro anche sempre a Cagliari o anche nei dintorni, come l'Antoniano, come Sestu, come la Scuola Basket, Elma. Sono tante le società che ancora stanno resistendo, però qui si vorrebbe fare un lavoro ancora più importante, cercare con i giovani di arrivare più in alto, così come era successo un po' ai miei tempi, ma non è possibile ripercorrere totalmente questa strada, bisogna farlo in modo diverso, perché oggi stiamo parlando di un altro sport, di altre società, i soldi non girano più come prima, ma bisogna trovarli in altro modo. Contiamo su un numero di appassionati, di ex giocatori, comunque di persone vicine alla pallacanestro che non hanno mai lasciato, contiamo su di loro per darci una manina e rendere ancora più forte questo sodalizio.
Quindi l'idea non è particolare, non è che ci sia qualcosa di nuovo, la cosa che c'è di nuovo è uniamoci senza guardare il campanilismo, che maglietta abbiamo, se è granata, verde, bianca o così via, ma facciamo un nuovo cammino per raggiungere un qualcosa che va raggiunta non acquisendo gratuitamente un titolo, oppure perché improvvisamente sono entrati molti soldini in società, perché se non c'è un progetto non si arriva da nessuna parte. Quindi l'idea è: abbiamo un progetto, creiamo queste fondamenta, più che creiamole, rafforziamole, perché le fondamenta, ripeto, ci sono già, andiamo avanti e cerchiamo di arrivare il più in alto possibile, in tempi ragionevoli, quindi senza tralasciare chiaramente questa maturazione che deve essere fatta in modo ideale, non così campata per aria. Questo è un po' quello che stiamo cercando di costruire. Devo dire che moltissimi professionisti, molti amici e così via ci stanno aiutando. Noi stiamo chiedendo un aiuto economico più che di idee, no? Perché non possiamo raccogliere o fare un crowdfunding dove ognuno può comandare o dire la sua. Perché i protagonisti oggi non dobbiamo più essere noi giocatori, ex dirigenti e così via, bisogna che i protagonisti siano i ragazzi che ci sono attualmente, che a parer mio hanno pochissima visibilità. Probabilmente la pallacanestro non solo a Cagliari ma in giro, adesso tralascio Sassari con un caso con eccellenza a parte che ha fatto un altro cammino diverso, non sicuramente questo. E probabilmente il grave problema è che questi ragazzi e lo sport, il nostro sport, la nostra passione non sono abbastanza illuminati, abbastanza al centro dell'attenzione. Sono pochissimo, se ci pensate, ho penso anche ai miei tempi, adesso devo fare un po' di amarcord, ma anche ai tempi in cui giocava Nando, che è poco più grande di me, i nostri compagni di classe, i nostri compagni di scuola, i nostri amici, i nostri genitori e così via venivano a vederci giocare. Entravamo in prima squadra molto giovani, avevamo sicuramente molta attenzione, venivamo curati, seguiti, spesso i dirigenti erano anche persone dell'ambiente della scuola, vicepresidi, professori e così via, quindi era difficile, era facile anche tenere sotto controllo i ragazzi. Oggi questi ragazzi vanno a giocare in Serie C, quindi non sto parlando di serie altissime, però vanno a giocare, i loro compagni di classe, di scuola, i loro amici non vanno a vederli. I ragazzini non vanno a vedere la pallacanestro. E questo chiaramente è il fatto grave. Il fatto grave è che probabilmente bisogna aprire gli occhi, guardare i tempi che stiamo vivendo, probabilmente non basta più quello che si faceva prima, oggi ci sono tante distrazioni, oggi si vive molto sui social, per esempio, noi stiamo cercando di fare anche delle attività sui social, abbiamo appena messo 2 nuove pagine, Facebook e Instagram, di Esperia Olimpia, e se voi andate a guardare le foto le stiamo incentrando tutte sui ragazzi, no? Ma così ho visto che stanno facendo anche altre società, San Salvatore, cioè ho grande piacere di vedere che non è solo Esperia Olimpia, c'è tutto veramente tanti ragazzi, tanti allenatori, tanta gente che soprattutto in questo periodo sta facendo un lavoro eroico, veramente, perché arrivare, adesso io parlo dell'Esperia, arrivare nei campi dell'Esperia, a vedere Federico Manca e gli altri allenatori che allenano questi ragazzi al freddo, all'aperto, quindi cercando di avere massima sicurezza, ognuno col suo pallone, non si possono passare la palla fra di loro, ma fanno un lavorone e voi dovete guardare questi ragazzi che vanno lì a allenarsi con che passione lo fanno. Questo è Alfredo, sì, bisogna, è un po' tornati indietro, è un po' come se stessimo azzerando tutto quello che è stato fatto in anni e anni, e probabilmente bisogna arrivare a questo, purtroppo, a volte bisogna toccare il fondo per riscoprire la bellezza di stare in campo, la bellezza di stare con i compagni, e ho visto anche che il mini basket sta facendo la stessa trafila, questo è veramente bellissimo, quindi per chi dice che la pallacanestro a Cagliari non esiste, gli do questo messaggio: esiste,
c'è qualcuno che sta mantenendo questa fiamma ben accesa e probabilmente bisogna solo aiutare e cercare di tirare un po' più su queste società. Ah, ok, sì. Lello. Volevo fare due domande, diciamo, legandomi a quello che ha detto. Uno, come si fa allora a questo punto a superare quelle difficoltà che ci sono quando si cerca di unire più soggetti che sono già esistenti e che sono in realtà radicate nel territorio? Quindi lei dice non è facile, bisogna andare oltre la questione dei colori sulla casacca e chiedo se c'è un modo di farlo, perché insomma io ho visto anche in realtà più semplici e più piccole che spesso solo il fatto di dover appunto unire e tra virgolette mettere da parte quello che è stata una società storica è già un grande problema. E due, bastano i social per convincere o per far appassionare i ragazzi al basket? Perché questo è l'altro grande tema. No, non bastano i social. Beh, torno alla prima domanda. Unire le società a Cagliari è difficile, in Sardegna è difficile perché a parte che i sardi hanno difficoltà a lavorare, a cooperare, ce l'abbiamo nel DNA, no? È molto, molto, molto difficile. Esperia e Olimpia sono stati aiutati anche dal fatto che non so, il presidente dell'Olimpia, che è Dario Corsi, è un mio ex compagno di squadra all'Esperia, tanto per far capire i legami che ci sono tra Esperia e Olimpia, no? Sono molto forti. Certo. Lo stesso Giovanni Zucca, che era precedentemente a Cinus, a Tonio, il presidente dell'Esperia, è uno dei fondatori della nuova Olimpia insieme a Dario, quindi ecco, probabilmente parlare fra di loro è stato più facile. Quando hai chi è che può contrastare questo? Sicuramente genitori, sicuramente, sai, ci sono queste questioni delle casacche. Esatto. Però penso che adesso l'importante è comunicare cosa vuoi fare e dove vuoi andare. Devi averlo prima chiaro tu, chiaramente, Certo. e poi comunicarlo perché la comunicazione oggi è fondamentale, oggi è sempre stata fondamentale, ma prima era più facile. Oggi è un po' più complessa, un po' più difficile. Bisogna far capire a genitori, allenatori, dirigenti, eccetera, 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 che alla fine stiamo parlando dello stesso sport, della stessa città, della stessa regione e che comunque siamo tutti amanti della stessa cosa e dobbiamo raggiungere probabilmente obiettivi diversi o possiamo anche aiutarci fra di noi perché non è che stiamo uccidendo società per costruirne delle nuove. Stiamo soltanto facendo dei progetti diversi, stiamo cercando di tirare un po' più su le cose. Non è facile in Italia perché lo sport in Italia viene fatto nelle società private. Negli Stati Uniti queste cose non succedono perché lo sport lo fai a scuola e quando esci da scuola scegli la tua società. Mentre invece qua chiaramente Esperia, Dinamo, Sestu, eccetera, 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 hanno anche in parte devono sobbarcarsi il lavoro che dovrebbe fare la scuola. La scuola non ha impianti, però sarebbe la cosa migliore fare lo sport a scuola. Chiaramente noi in Italia in questo momento forse mai avremo una struttura del genere. Per cui le società devono fare un po' da professore, da padre, da madre dei ragazzi, no? C'è anche un aspetto sociale in tutto quello che fanno le società. Ripeto, sono veramente degli eroi, non sto scherzando. E questo penso che sia in tutti gli sport, non penso che sia solo nella pallacanestro. Nella pallacanestro in particolare perché comunque avevamo fatto la bocca buona a non tanto a livello altissimo, perché Cagliari tutto sommato, a parte il Brill, non ha mai raggiunto livelli altissimi, però una buona pallacanestro, poi soprattutto la città parlava di pallacanestro. Ecco, oggi la città non parla di pallacanestro. No, grazie anche a voi che fate queste trasmissioni, quest'opera, anche questa è meritoria, perché davvero adesso ogni briccio, ogni granellino che si porta nel calderone del basket è benvenuto e fa bene a tutti quanti. Ci vorrebbero anche dei posti, noi prima avevamo dei locali che non erano nominati per essere locali del basket, però Nando ricorderà, tutti i giocatori della mia età ricorderanno che finiti gli allenamenti andavamo tutti insieme in una famosa pizzeria che si chiamava Isola, no? E tutti andavamo là. Oggi
i ragazzi finiscono l'allenamento, probabilmente tornano a casa loro, vanno a giocare alla PlayStation o si attaccano a un cellulare o non lo so, avranno tante cose da fare. Quindi la condivisione e l'amore per il basket non c'è. No? Noi con i giocatori della Dinamo, che allora erano nostri avversari in Serie C, B e così via, erano molto amici. Lo stesso con i giocatori dell'ex Olimpia o di quelli che erano al nostro livello, anche me più giù. Cioè io amavo andare a vedere anche le squadre delle partite femminili o del basket di Serie D o di promozione, ci andavo, mi piaceva. Oggi questo non c'è. E forse bisogna un po', non rifacendo, ripeto, gli stessi passi perché si sbaglierebbe alla grande, inutile ripercorrere quelle strade, no? Però raggiungere di nuovo rendere più popolare questo sport, renderlo più vicino alle persone, renderlo anche più comprensibile, perché il basket è cambiato, non è più quello che era prima, anche tecnicamente. Certo, Ecco, questo è il compito che secondo me dobbiamo avere noi più grandi. Nando, una domanda? Sì, ne avrei tantissime, però ecco, io credo che sia fondamentale avere una squadra che faccia da traino in un buon livello. Ecco, tu hai parlato, rilasciando già delle dichiarazioni alla stampa, di cercare di arrivare alla Serie B nel giro di qualche anno. Ecco, ora il Covid ha bloccato tutto, la crisi sta creando grossi problemi. Ecco, è fondamentale riuscire a avere a Cagliari una squadra anche di Serie B, ma che sia espressione della terra e non una A2 come quella dell'Academy, che invece era un corpo estraneo alla città, possiamo dire questo. Ecco, quanto è importante e che sforzo bisogna fare per cercare di riportare almeno una Serie B a Cagliari. Allora, portare una Serie B a Cagliari, io penso che in questo momento, adesso dico una cosa, non vorrei poi che mi si retrocesse contro, portare la Serie B a Cagliari probabilmente sarebbe molto facile, perché in questo momento anche ci sono molte persone che ci stanno offrendo il titolo, ci sono squadre che praticamente non riusciranno, così come prima si parlava di Roma, no? Che non riuscirà a fare la Serie A1. Ecco, ci sono molte squadre che non riusciranno a fare la Serie B e quindi si spera che adesso questi titoli possano essere messi, possano essere messi a disposizione anche di società come l'Esperia Olimpia e che comunque abbiano un costo basso, ma non è questo il nostro punto d'arrivo. Il nostro punto d'arrivo sarebbe, l'ideale sarebbe arrivare in Serie B con la squadra, cioè vincendo sul campo, probabilmente acquistando o prendendo in prestito qualche giovane, molto giovane. Se non basiamo tutto sui giovani sbagliamo. Non dobbiamo fare la Dinamo, che ha un suo progetto già molto stabile ed è in mano a un bravissimo imprenditore. Dobbiamo fare l'Esperia, Olimpia, che hanno un bel vivaio, che con questo vivaio devono andare avanti, che con qualche inserimento di giovani probabilmente possono arrivare alla Serie B e rimanerci. Però devi costruire, devi avere ben stabile il vivaio, se no sarai sempre costretto a comprare persone, a comprare gente, a pagare gente e così via. Invece noi dobbiamo costruire queste fondamenta in modo stabile e forte. Cioè la società deve rafforzarsi in questo senso. La società c'è, sta lavorando molto bene, ho visto che Federico Manca, che è il responsabile tecnico, ha idee molto chiare, ci sono tante cose che stanno mettendo in piedi, incluso quello di fare un'academy, cioè una scuola interna all'Esperia Olimpia, dove i ragazzi rimangono quindi al campo e magari hanno un tutor che li segue negli studi dopo l'allenamento, prima dell'allenamento. Questo è un bello spunto, una bella idea che ha avuto Federico e anche Roberto Pintor. Ecco, fare queste cose perché è sui giovani che dobbiamo basare il futuro di questa squadra.
secondo me. Però Quindi, ripeto, avere un titolo, credetemi, ma Nando lo sa perché ne abbiamo parlato in passato, in questo momento non è difficile avere un titolo. Bisogna vedere se una volta che hai il titolo si riesce a mantenerlo e quindi a rimanere in Serie B o 2, quello che sarà, oppure se l'anno dopo, come è già successo, sei costretto a retrocedere, a tirare i remi in barca, hai preso impegni economici che non potevi mantenere e così via. Dobbiamo rendere sostenibile il livello dove siamo. Non possiamo andare in Serie B se poi non siamo in grado di sostenerlo. quindi Idem, si partirebbe comunque dalla C? in questo momento la squadra è in Serie C e vedete voi bene che i campionati non sono partiti, quindi No. la cosa grave in questo momento non è tanto che non è partito un campionato di Serie C, è che ci sono dei ragazzi e ragazzini che probabilmente stanno perdendo anni, così come nella scuola, di cultura cestistica, no? di fondamentali, di tante cose in età importanti. Questa è la cosa più grave. Poi la seconda cosa più grave è che non essendoci, come diceva Nando, una squadra che tira, probabilmente questo, però ci possiamo arrivare anche in tempi molto stretti. Però, ripeto, l'importante è che poi dietro, una volta che siamo arrivati, ci sia la città dietro. La città dietro, gli imprenditori, ci sia qualcuno che comunque, ovviamente, come ho letto che ha detto Bruno Perra, e gli do ragione, senza i soldi non vai da nessuna parte, quindi una parte economica importante la devi avere. Certo. Ma senza entrare nei dettagli, avete riscosso dell'entusiasmo tra gli imprenditori con questo progetto? No, adesso i contatti in questo momento, che come potrai capire sono difficili, perché stiamo contattando in un momento in cui c'è niente come campionato, no? E quindi ci stiamo contattando, ci sta dando una manina piccola che ci serviva per poi avere anche qualche figura importante in società che potesse poi appunto cercare i soldi, contattare, che fosse full time nella ricerca di aiuti da parte del mondo imprenditoriale e non solo. Questo è quello che chiaramente stiamo parlando di società che non hanno persone dedite il 100% a fare i dirigenti e così via. Stiamo parlando di persone che dedicano un pezzettino del loro tempo, chi più chi meno. Esatto. Tenete conto che l'Esperia, qui stiamo parlando di Esperia Olimpia per la parte basket, poi chiaramente queste società risiedono di fatto in un locale che è l'Esperia, che è una polisportiva molto impegnata anche in altri campi. Sapete che c'ha una piscina, che ha dei campi che vanno manutenuti, ha tante problematiche importanti da risolvere. Sono fiducioso perché penso che, ripeto, arrivati a un punto zero si possa ripartire. In questo momento non c'è niente da perdere, no? Chi mette due soldini non è che stiamo rischiando di far fallire una società, non ha preso impegni enormi o sta giocando con soldi che sta togliendo ad altre attività. Stiamo cercando soltanto, ripeto, di rafforzare, lo ripeto perché è importante, perché ho letto troppe volte su Cagliari non merita niente, o Cagliari meriterebbe, oppure non c'è niente, così via. No, c'è qualcosa e va tirato su. Ecco, ci è arrivata una domanda da Claudio. Volevo chiedere al signor Meloni che insegnamento può lasciare l'esperienza dell'Accademia Sesto in Serie B alcuni anni fa. L'insegnamento, allora, sicuramente stavano facendo un buon lavoro a parer mio. Sì. Stavano facendo un buon lavoro, conosco personalmente i dirigenti e il presidente dell'Accademia, Riccardo Fiorelli, che tra parentesi è una persona veramente valida, un grande appassionato, questo è fondamentale. Il problema probabilmente è stato quello di sicuramente anche quello di giocare insieme nel momento in cui c'è stata anche l'Academy, che a sua volta aveva anche altri problemi.
Questo è stato uno dei problemi. L'altro problema, ripeto, è soltanto un problema forse di gioventù, cioè si è trovata in Serie B probabilmente non pronta al 100%, probabilmente, non conosco tutti i dettagli, però ci può essere questo fattore qua, eh? Ancora non si era pronti, ne sono abbastanza convinto di questo fatto. Probabilmente c'è ancora da costruire, tenete conto che stiamo parlando di Sestu. Sì, certo, una realtà diversa. È anche un po' più difficile comunicare cosa stai facendo, come lo vuoi fare e così via. Tant'è che era... Però in una città o in una provincia innamorata della pallacanestro, non importa se sta giocando quarto o sesto, no? Perché la gente dovrebbe comunque andare a vedere la partita. Sì, Quindi, sì, tanto che erano emigrati anche in altri campi. Ma perché la gente non va a vedere le partite? E soprattutto perché i ragazzini non vanno a vedere le partite? Quindi bisogna risolvere questo problema qua. Perché non vanno a vedere le partite i tredicenni, quindicenni, quattordicenni, eccetera, eccetera? Oppure anche gli altri giocatori. Perché un giocatore dell'Esperia non va a vedere il Sesto? E viceversa, no? Ecco, tutte queste cose sono importanti. E a questa domanda come si risponde? Si risponde, ci vuole molto tempo. Ci vuole molto tempo, è quello che infatti su cui sto battendo io, e il tempo lo fai, la cultura la fai studiando, applicando, comunicando, parlando molto, così come stiamo facendo adesso. Così fai cultura di basket, facendo vedere la pallacanestro e così via. Per oggi allora può essere un problema il fatto che la pallacanestro, per esempio, non va quasi più in chiaro in televisione. Potrebbe essere un problema questo. Sì, grandissimo. Per me è grandissimo. Molto grande. Perché la pallacanestro non è il tennis. Il tennis lo puoi tenere anche non in chiaro. Invece la pallacanestro dovrebbe essere in chiaro. Tutti noi ci siamo innamorati, e qua sì che devo fare una similitudine. Cioè io mi sono innamorato della pallacanestro vedendo le Olimpiadi di Monaco di Baviera, Marzorati che giocava, Meneghin e così via, me ne ero innamorato della pallacanestro, che grazie a Dio era in chiaro. Oggi è tutto nelle reti private ed questo è un gravissimo problema. Già, addirittura la nazionale, questo è un bel problema, esatto. Esatto. Nando, non so se hai altre domande riguardo all'attualità, poi magari entriamo anche nel discorso su Marcord. Beh, l'attualità ci impone di dire che oggi è una giornata di lutto perché la Virtus Roma, che è la squadra della capitale ed è anche la squadra che ha vinto uno scudetto, la squadra che ha vinto la Coppa dei Campioni, non dimentichiamo, entro la mezzanotte probabilmente sarà ritirata, ma su questo sarà più preciso di me Lello che vive a Roma. Ecco, questo non è un bel segnale, Stefano, no? Cioè il fatto che se in una città come Roma non si riescono a trovare le risorse per fare un campionato dignitoso di Serie A, che così si può fare con 1,5 milioni di euro, anche con 2 milioni di euro, e che in una città dove magari 2 milioni di euro si danno alla settimana a un calciatore, è incredibile. Questo non è un bel segnale, Stefano. Cioè, non so quanto ti possa demoralizzare una cosa del genere, però certo, sapere che la squadra della capitale oggi si ritirerà dal campionato e come tale verrà radiata, cioè ricomincerà a giocare dai campionati regionali il prossimo anno, questo non è un bel segnale, no? No, era già, se ti ricordi è successo anni fa anche con la Virtus, eccetera, no? Stiamo parlando di cose già viste. La Fortitudo. Tutti i film già visti, sì. Sono film già visti anche in epoche non Covid. Ripeto, probabilmente questo, adesso sto per dire forse un'eresia, probabilmente sono danni necessari per rinascere. Ci sarà qualcuno che domani che finalmente si sveglierà e dirà caspita, Roma non è una squadra in A1, no, Roma è scomparsa e magari metterà dei soldini costruendo diversamente la società. Bisogna ricostruire qualcosa, no? Non possiamo rimanere così. Poi anche in questo momento, questo vale per tutti, non solo per Roma. No? Certo, questa cosa di Roma è gravissima perché stiamo parlando veramente della capitale, questo è un bruttissimo segnale. Però, a parte che ne stiamo parlando noi adesso,
Ma voi in televisione l'avete sentita questa notizia? Come l'avete sentita? È una cosa clamorosa? Zero. Ecco, lei lo dice zero. E questa è la cosa grave. Esatto. Che una notizia del genere, voi immaginate se la Roma Calcio, la Lazio Calcio avesse fatto la stessa cosa sarebbe successo? No? Beh, parliamo di tutto di sì. calcio, dall'aereo della Lazio ai tamponi, quindi Esatto. Quindi sicuramente il fatto che non si parla di basket in TV, guardate la Domenica Sportiva che prima c'era una parte, ogni tanto fanno vedere vecchie trasmissioni Sì. con altri sono quasi commoventi, no? Vedere, non so, la squadra vincitrice in studio, una cosa impossibile oggi, vedere una Domenica Sportiva Molto, così. molto improbabile. Oggi la Domenica Sportiva è totalmente, 100% dedicata al calcio. Questo è quello che... No, neanche al calcio, scusa, dedicato a 4 o 5 squadre di calcio. Sì, esatto, bravo. Cioè, perché lo stesso discorso lo può fare il Cagliari, possono fare altre squadre minori, cioè nei grandi network si parla delle 2 squadre di Milano, della Juve, di una delle 2 romane e talvolta del Napoli, insomma, cioè ormai non è vero che si parla solo di calcio, si parla solo di 4 o 5 squadre di calcio, il resto è finito nel dimenticatoio. Il basket deve fare cose clamorose. Quella ragazzina di 14 anni che l'altro giorno ha fatto 36 punti contro la Dinamo, vi Io ho visto prima l'intervista, sì. TG1, il TG1 ha visto perché noi giornalisti siamo brutte persone, dove c'è notizia andiamo, e notizia è una ragazzina che fa 36 punti a 14 anni in Serie A, ecco, probabilmente ci vorrebbero più di queste cose. Questo è un discorso che stava facendo prima proprio Stefano o anche Lello, cioè che bisogna rioccupare le televisioni, quelle che però vedono tutte, quelle che vedono. Nell'anno dello scudetto della Dinamo, per esempio, i diritti televisivi ce l'aveva la Rai, e anche persone anziane ma comunque appassionate di sport come i miei genitori non se ne perdevano una, perché le guardavano volentieri, perché si erano innamorate di Sacchetti, perché i bambini erano affascinati dai fratelli dai cugini Diner. Cioè bisogna creare interesse, e questo è un consiglio che non do a Stefano perché gli sto rubando un'opinione che lui ha espresso 2 minuti fa. No, ma l'abbiamo anche condivisa, no? Questo è importantissimo. Però se tu c'hai qualcuno che può parlare di qualcosa, anche a livello culturale, a livello altissimo, devi avere anche qualcuno più sotto che è in grado di percepire quel qualcosa che gli viene raccontato. Quindi se tu hai qualcuno che sa raccontare bene pallacanestro, che parla di pallacanestro, non ne parli, ma non hai sotto qualcuno che è in grado di capire di cosa sta parlando, siamo punti a capo. Per cui la cultura deve riniziare, come secondo me dovrebbe riniziare anche per altri discorsi politici, scolastici e così via, dalla scuola, che l'educazione deve ripartire dal basso. Dobbiamo rieducare i ragazzi da appena arrivano al mini basket. Questa è la cosa fondamentale. Con questo non sto dicendo che fino ad oggi è stato fatto un cattivo lavoro, anzi, ripeto, ringrazio chi ha mantenuto alto ancora il livello, ma che soprattutto ha mantenuto lo sport in piedi. Però bisogna cambiare e renderci conto che è cambiato tutto. E quindi chi sono i ragazzini che oggi guardano? Anche se tu trasmetti la Dinamo, quanti ragazzi a Cagliari guardano la Dinamo alla TV? Con tutto che la squadra regionale, cioè quanti ragazzini giovani, quanti si appassionano vedendo Spissu, che pure è un frutto della nostra terra, che gioca in nazionale e così via. Cioè, quanta gente c'è che segue queste partite? Quanta gente sa chi è Gigi Datome? Non abbastanza. Molta gente non lo sa, pensa che sia un marziano, che non sia un ragazzo di Olbia. Ma magari l'ha anche sentito nominare, ma non sa che è sardo. Non sa che è sardo, certo. Anche, sì. Spesso è avvantaggiato da quello, perché il cognome, il cognome tradisce. Però esatto. questo è vero, cioè purtroppo non c'è questo seguito, però è anche vero che durante l'anno delle playoff della Dinamo, quando vinse lo scudetto, a Cagliari erano stati messi addirittura dei mega screen, vi ricordate, no? In 2 o 3 punti la città, sì. mi pare all'ex Mattatoio. Alex Massi. Evidentemente se c'è il sangue, la preda ci si butta sotto. Per quello che io sostengo che è fondamentale
avere una squadra leader, una squadra che sia espressione della tua città, che possa richiamare, come dice Stefano, gli amici, i fratelli, i genitori, gli amici degli amici, e così vai. Se no, la pallacanestro a Cagliari sarà soltanto un appuntamento tipo un concerto degli U2, no? Se vengono gli U2 ci vanno tutti, così come quando Bruno Perra porta a settembre il Fenerbahce, porta il CSKA di Mosca, Milano, Sassari. Sì, poi però devi fare anche tutte le altre domeniche dell'anno, e devo dire che si è persa un po' l'abitudine, questo va detto. Tantissimi anni di astinenza ci hanno fatto dimenticare qual è la strada che porta al palazzetto, e questo è un danno anche questo. Certo, ve lo ripeto, sai, se tu mettessi oggi, come è successo con l'Academy, 10 giocatori che possono stare a mezza classifica in Serie A2 e con 2 americani, no? Vedi che non riempi lo stesso palazzetto, c'è poca gente, perché la gente comunque è sempre gente un po' nostalgica, no? Quindi noi della nostra età, e questo perché chiaramente i ragazzi non si sentono coinvolti. Quindi sì. Secondo me, mentre Sassari ha vissuto in continuità tanto basket, quindi dai nostri tempi erano in Serie D, sono saliti in Serie C, abbiamo giocato tanti derby in Serie C, tante partite, tante trasferte, poi B, poi di nuovo C un anno, ti ricordi, erano retrocessi, poi da poco poi B A2, tanti anni in A2, quindi Sassari vive questa cosa da tanti anni, c'è una cultura cestistica. A me capita spesso andare a lavorare a Sassari, con chiunque parlo capita sempre di parlare della Dinamo, è impossibile non parlare della Dinamo. Ce l'ha detto l'altro giorno, era ospite il Cinziarioli, che ha giocato tanti anni a Cagliari, da quest'anno è a Sassari, e ha detto: tu a Sassari vai a fare la spesa e ti accorgi che c'è la Dinamo lì al supermercato, esci per strada e ti accorgi che la Dinamo è una presenza, anche se non la vedi fisicamente, che c'è. A Cagliari no, a Cagliari il basket, come diceva prima Stefano, non c'è. La Dinamo invece è stato fatto un grande lavoro di marketing però, Nando. Sì, non c'è dubbio. È un lavoro nel tempo, Lello, un lavoro... Assolutamente, certo, non è una cosa che è passata dall'oggi al domani. C'è stato un passaggio, ovviamente l'entrata di Sardara ovviamente con questo percorso ci coincide, ovviamente anche l'aumento degli introiti derivanti dalla 1 rispetto alla 2, certamente. Io non credo che anche arrivasse oggi un bravo imprenditore che improvvisamente vuole fare una cosa del genere, non è facile, Cioè Sardara ha preso una squadra che era già in A1, mi sembra lasciata dai fratelli Mere, se non sbaglio, Nando, correggimi. No? Sì, però stavano chiudendo, cioè sì. la Dinamo sarebbe fallito tutto. Non fratelli, padre e figlio. Parlava molto di pallacanestro. Il titolo sportivo, in A1 era un momento sportivo, quindi erano... Esatto. Comunque era un momento buono per loro, come cestisticamente parlando. Beh, sì. Almeno di categoria, certo. Sì, erano in A1 e lì stavano, però non ce la facevano più, perché la Dinamo aveva fatto un anno di A1 senza lo sponsor sulle maglie, se vi ricordate. E quindi erano in difficoltà. E Sardara si è buttato nella mischia, l'ha comprata, ha tappato qualche buco, l'ha rilanciata, e 5 anni dopo ha vinto lo scudetto. Io dico che come ci sono chirurghi bravi e altri meno bravi, giornalisti bravi, altri meno bravi, eccetera, 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 ci sono dei manager che sono più bravi di altri, e Stefano Sardara è stato bravissimo, bravissimo nel saper gestire la società, nel trovare i fondi, nel fare, come diceva Lello, fare marketing. Fare marketing significa che tu la mattina i giocatori dici: stasera andiamo all'Arborea, alla Saras, alla Sella e Mosca, che sono tutti i nostri sponsor, i nostri partner, andiamo lì a firmare gli autografi, a fare... Quante volte è venuto a Cagliari la Dinamo a rendere felici i ragazzini, a rendere felici gli sponsor, e questo è una cosa che comporta dei sacrifici che però devono essere fatti, non c'è dubbio. Ma infatti a Cagliari non possiamo fare una squadra che sia in concorrenza con Sassari, dobbiamo fare un'altra cosa, perché se vogliamo fare una squadra tipo Dinamo stiamo sbagliando in pieno, perché quello è un bel progetto, lui è bravissimo anche adesso in questo periodo di Covid, perché lui ha
ha ridimensionato, da quello che io ho visto, un po' la squadra, pur mantenendo a un livello eccellente per il campionato italiano di oggi. Quindi non sta facendo voli strani, credo che sia tutto molto sostenibile, è sicuramente un bravissimo imprenditore che ha una vista lunga, veramente in gamba. Noi non possiamo fare quella cosa lì. Non c'è Sardara fra di noi, non siamo arrivati in A1, non stiamo riprendendo una squadra che ha già una storia, stiamo cercando di fare un'altra cosa. Ripeto, partendo dal basso. Probabilmente Sassari, facendo una squadra di così alto livello, probabilmente invece sta perdendo qualcosa di sotto, no? A livello di vivaio e così via, perché non è facile fare entrambe le cose, è difficile. Poi, tra parentesi, Sassari non ha una squadra di calcio in Serie A, che quindi porta via molto spazio, molta attenzione, molti soldi e così via. Quindi non è un caso il fatto che molte squadre importanti, anche che hanno vinto lo scudetto in Serie A, sono squadre di città piccole o comunque di provincia. Della provincia, sì, esatto. Ricordiamoci che Varese ha fatto 10 finali di Coppa dei Campioni consecutivi, mettendone 5. Quindi ricordiamoci di Cantù, o ricordiamoci di squadre che sono arrivate in A. Pesaro. Sì, Pesaro, parlo di... ma la stessa Siena, non è una grande, non è una città... Livorno. Sì, Siena non arriva a 100.000 abitanti, quindi voglio dire... La metà, è chiaro che là c'è il Monte dei Paschi dietro, che è un po' diverso. Esatto. Però anche piccole città di provincia che comunque bazzicano tanti anni tra A2, A1, B e così via, possiamo parlare di Rosetto degli Abruzzi o di Montegranaro, bravissimo, io ci avevo giocato contro in Serie B eppure sono arrivato molto in alto, quindi veramente Biella, sono tante piccole città che hanno espresso un basket Capo d'Orlando e così via. Caserta. Esatto. Caserta soprattutto. Anche i vivi storici venivano da città piccoline, Nando ricorderà San Giovanni Valdarno, tempi passati, che ancora di nuovo è tornato con un buon vivaio. Quindi, ecco, queste cose, città come Forlì, sono tante realtà che vengono da piccole città che magari non hanno la squadra di calcio importante che porta via il pubblico. Cannibalizza un po', esatto. Ci è arrivata una domanda molto interessante da Checco Carta. L'esperienza dell'Academy Cagliari era da sfruttare in toto. Come mai invece è fallito sul nascere? Il pubblico si stava appassionando, specialmente il primo anno. Cosa è mancato per sfruttare un'occasione d'oro per la città di Cagliari? Anzitutto sposo quello che ha scritto Checco, perché è stata un'occasione persa, no? Sì. Non è stata sicuramente come ho letto che ha detto Bruno, un fallimento. Più che un fallimento è stato quello che ho detto, un'occasione persa. Era un bel regalo, un'opportunità che ce l'ha stata data, probabilmente Cagliari, voi per tante componenti, campanilismo, perché molta gente è campanilista e quindi ha pensato che comunque il titolare di questa squadra fosse comunque sarda, rappresentava la Dinamo da molti amata e seguita da molti no, e questo non è piaciuto. Poi c'è il fatto che è nata dal niente, ripeto, quindi probabilmente non avendo un vivaio dietro, non avendo una storia e così via, la comunicazione non era facile. Sì. Sicuramente un problema anche di comunicazione. Questo sì. Sembrava un po', comunque, per quanto mi riguarda, mi è sempre sembrata un po' un esperimento. Non so, come epidemicamente, così proprio guardandola come è stato fatto tutto, no? Però era una bellissima occasione. Una bella occasione, squadra in A2, sposata in più con Esperia Olimpia, perché comunque si è portata dietro l'unione col vivaio di Esperia Olimpia. Diciamo che i requisiti per andare avanti c'erano. Non è stata aiutata da grandissimi sponsor, è intervenuto per fortuna il Pastificio Cellino, il primo anno, sì. Questo è importante, anche una società seria, importante per la regione, quindi
speriamo che sia disponibile ancora anche per altre società. Lanciamo un'esca, vediamo se... Perché no? Diamo una mano nel nostro piccolo. Esatto. Penso che non sia riuscita per queste componenti. Sicuramente. Peccato, perché avevamo un basket di buon livello. Di ottimo, sì, ottimo livello, Serie A2. Ecco, io direi di aprire la parentesi a Marcord e mandiamo uno spezzone di quello del programma della nostra rubrica che avete registrato oggi, Nando, e ovviamente si parla di Esperia. Mandiamo il filmato. Tra il 1986 e il 1991 Cagliari ha bruciato con l'Esperia 5 match point per conquistare almeno la Serie A2. 3 li ha bruciati con l'Esperia allenata da Beppe Muscas nel 1986. Quella squadra che non doveva vincere quel campionato arriva in realtà prima, ma la crudele formula dei playoff le impone di rimettere in discussione tutto. L'Esperia si accoppia con il Cremona e va a vincere gara 1 in Lombardia, ma poi crolla sul piano nervoso e perde sia la rivincita, il primo match ball, che la successiva bella, il secondo match ball in terra lombarda. Quell'anno però la formula è molto generosa, concede un'altra chance. Le due squadre perdenti il primo giro dei playoff si affrontano in uno spareggio secco, stavolta a Caserta contro il Pescara, e anche stavolta l'Esperia perde. È un'Esperia molto indigena, formata solo da giocatori sardi, allenata da un allenatore sardo. L'unico continentale è in realtà un sardo adottato, Mauro Fortunato, perché ha sposato una ragazza cagliaritana. Ecco, questo è solo un piccolo estratto della puntata che pubblicheremo tra un po' relativo alla storia del basket in Sardegna. Un po' una maledizione quella che gravava sull'Olimpia e sull'Esperia, scusate. Vero Stefano? Sì, quegli anni io ero fuori, avevo lasciato l'Esperia, ma era stata veramente una combinazione particolare. 5 opportunità e 5 non prese. Molto particolare. Eppure la squadra c'era, era forte, era anche affiatata perché era fondata sul vivaio. Ecco. Quindi, corsi e ricorsi. Quella squadra, diciamo, che è arrivata lì veramente, anche la squadra che era andata in Serie B e così via, erano tutti giocatori di vivaio. A parte Umberto Sciric, che era stato scambiato, mi ricordo l'anno, c'era Enrico Pizzianti che era andato al CSM, noi avevamo preso Mario Vascellari e Umberto Sciric. Mario era un ex esperino che dopo un po' tra Cantù e poi era tornato al Brill e poi di nuovo all'Esperia, quindi era sempre un granata. E Umberto che veniva dal Brill, però è stato subito accolto alla grande, anche perché per noi era un esempio per come si allenava, per come era lui come persona, quindi sicuramente poi è rimasto nei nostri cuori e sempre ci sarà. Quella squadra, ripeto, è arrivata in Serie B e poi è rimasta in Serie B tutto sommato con lo stesso gruppo di giocatori, o comunque con quel tipo di impronta, no? Con le entrate di Fortunato, poi era arrivato prima Torre Serra, comunque tutti i Cagliari, Fortunato come tornando cagliaritano d'adozione. Peccato perché sarebbe stato, fosse arrivato in A2 forse in quel momento il periodo era diverso, c'erano sicuramente più soldi, più disponibilità, il palazzetto era sempre pieno, ormai era anni, anche dalla C prima, che si riempivano i campi da pallacanestro per vederci giocare, questo era... Però ripeto, era un'altra epoca, i giocatori finivano presto di giocare, quindi a 30-32 anni, non essendo dei professionisti, si diceva vabbè basta, adesso smetto di giocare, così come si entrava in prima squadra giovanissimi. La maggior parte di quei ragazzi erano entrati in prima squadra a 15-16 anni, cose oggi impossibili. Oggi si parla di un giovane, magari ha 24 anni o 22 anni, che è vero che è giovane, però io sono andato via dall'Esperia che avevo fatto 8 anni in prima squadra e sono andato via che avevo 24 anni, era il mio 8º anno in prima squadra.
quindi Ecco. tra C e B, quindi stiamo parlando veramente di cose veramente diverse. Peccato perché quello era un momento eccellente per cogliere l'occasione, ecco, lì sì, di 1-2, costruita, probabilmente molto sostenibile e fatto con una città che aveva cultura testistica. Nando, Sì, è proprio quello. concordi, Purtroppo sì. le 5 battaglie tutte perse. Mi viene in mente adesso la grande forza di Meo Sacchetti, per esempio, o della Dinamo comunque, che è arrivata 5 volte in finale e 5 volte ha vinto. È arrivata in finale 2 volte in Coppa Italia e l'ha vinta, è arrivata 2 volte in finale in Supercoppa e l'ha vinto. L'anno scorso è arrivata in finale in una Coppa Europea e ha vinto. Cioè, è quello. Io ricordo un episodio velocissimo. L'anno dopo dello scudetto siamo tornati a Reggio Emilia per seguire la Dinamo e la Dinamo stava andando male. E un giocatore, un giornalista di Reggio Emilia mi ha detto: noi saremmo stati disposti a retrocedere l'anno dopo pur di vincere uno scudetto. Capisci quello che voglio dire? E quindi quello che ha fatto la Dinamo è grandioso proprio in questo, proprio perché è stata capace di arrivare a 1 metro dal traguardo e di tagliarlo da prima. Cagliari purtroppo no, la stessa Dinamo molti anni prima aveva fatto i playoff della B1 e le aveva vinte al primo colpo. Questa è la differenza probabilmente che c'è stata, perché ha ragione Stefano, alla metà degli anni 80, alla fine degli anni 80, una promozione in A2 avrebbe riscritto la storia. Cagliari viveva di basket, e sarebbero arrivati soldi, sarebbero arrivati i contributi, sarebbero arrivati i giocatori, sarebbe stato tutta un'altra cosa, avremmo scritto un'altra storia. Però resta appunto la soddisfazione che una squadra solo sarda, solo cagliaritana, nel 1986, allenata da Beppe Muscas, che non aveva 30 anni allora, non dimentichiamolo, stava per arrivare in Serie A2. Sarebbe stato un risultato storico, perché una squadra, non dico di un quartiere, ma di tutti i ragazzi dello stesso club. Quando eravamo in comune, che andavamo tutti nella stessa pizzeria. Sì, tornando a prima. E Esatto. anche la gelateria era la stessa. La gelateria era la stessa, la pizzeria era la stessa, forse anche la discoteca e via. No, vabbè, stiamo parlando di storie del secolo scorso. Quella squadra in effetti era la squadra cittadina, perché tutto sommato comunque, allora, Beppe Muscas, sardissimo, era vice allenatore dell'Olimpia nel playoff per andare in Serie B, giusto Amando? E quindi veniva dal mondo Olimpia Bril, tra virgolette, no? Torres Terra veniva da lì, Umberto veniva da lì, quindi era un miscuglio comunque di giocatori eccellenti delle due squadre principali della città. Quindi un pochettino Mario Vascellari, quindi voglio dire, comunque era sicuramente la città si identificava in quella squadra, questo era molto positivo. Sì, io vedevo l'altro giorno delle foto di giocatori del Cagliari che erano perennemente presenti da Riva a quella generazione lì, insomma, che venivano al palazzetto. Lo stesso Riva, Stefano lo ricorderà, non si perdeva una partita dell'Esperia, di cui era tifoso. Io ero stato premiato quell'anno dei derby, sono stato premiato da Gigi Riva perché mi ricordo che avevano messo in palio un autoradio, no? per il mio marcatore, eccetera, eccetera. Vabbè, erano cose che succedevano, cioè di fatto il Cagliari veniva a mangiare lì nel ristorante che c'era nei locali dell'Esperia, quindi i giocatori si riunivano lì a giocare a carte la sera mentre noi ci allenavamo, quindi la presenza era molto... Ecco, ma infatti una delle cose che diciamo sempre è proprio perché non creare un connubio proprio col Cagliari Calcio, come in fondo c'era, perché non dimentichiamoci che il Bril si chiamava Unione Sportiva Cagliari, e Unione Sportiva Cagliari era il Cagliari Calcio, cioè noi eravamo talmente avanti negli anni in quell'epoca che quello che poi c'è a Barcellona, a Madrid, adesso anche a Monaco, cioè la scuola di basket che è anche la scuola di calcio, a Cagliari l'hanno fatto a metà degli anni 60, che era una cosa impensabile. Il padre di Carlo Rocca, che allora era presidente del Cagliari, aveva dato una mano, avevano creato con i fratelli Pirasti un sodalizio unico che aveva poi
consigli di amministrazione diversi, però ecco, io non capisco perché al giorno d'oggi il presidente Giulini, forse perché non vuole, come dire, disturbare Sardara, però non capisco che cosa aspetti anche lui a creare, come stanno facendo molte società in tutta Europa, una squadra di pallacanestro affiancata a quella di calcio. Insomma, la pallacanestro non garantisce grandi introiti, ma non costa neanche tantissimo. Costa quanto Pavoletti, un campionato in Serie 2 costa meno di Pavoletti, per capirci. No, però è una buona idea, possiamo provare a parlare con Giulini. Ma si può lanciare come buttardo, dai. Sì. No, fate gli scherzi. Adesso, a questi livelli secondo me è giusto pensare qualsiasi strada. Certo. Perché no? Perché no? Come qualcuno diceva che nessuna società oggi può andare bene avanti nella pallacanestro a Cagliari se non vengono coinvolte anche le squadre del basket femminile. Anche. Certo. C'è anche questo discorso qua, no? Che in fondo stiamo parlando di pallacanestro, adesso esatto. non c'è un femminile e un maschile, perché a vedere dovrebbero andarci sia i maschietti a vedere le ragazze che viceversa, no? Ecco. Questo è importante. Comunque il basket femminile ha mantenuto, probabilmente è meno suscettibile di acquisti di straniere, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque Virtus, CUS, San Salvatore hanno sicuramente fatto un buon lavoro, lo stanno continuando a fare. Ecco, magari fare un po' l'operazione inversa di quella che ha fatto la Dinamo Sassari. Quella non sto zitto. Partendo dal basket femminile al basket maschile. Però quello è un caso particolare, no? Sì, diciamo, non so se Nando ne sa sicuramente più di me, non so come è avvenuta questa transazione. Ha fatto però una domanda, ha chiesto di essere iscritta ed è stata iscritta. Esatto, semplicemente. Adesso mi riallaccio a quello che diceva Stefano poco fa. Un titolo sportivo di Serie B oggi costa 20.000 euro. Un anno fa, prima del Covid, costava 5 volte tanto. Cioè ci sono dei momenti in cui, e anche lì però Sardar è stato abile, ha capito che è il momento per fare quello che poteva fare, lo ha fatto. Quindi ha presentato una domanda di iscrizione alla Serie A1 ed è stato accolto. Ma il Sassari però è una squadra, come dicevate voi prima, è una città che vive di basket ed è una città, come avevo detto più volte, che ha una grande tradizione anche in campo femminile, cioè non ha comprato una squadra di hockey su ghiaccio, voglio dire, ha portato una squadra di basket femminile in una città che tutti non chiamano Basket City, ma quasi, insomma, perché a Sassari la pallacanestro la respiri nei supermercati, come diceva la nostra amica Cinzia. Il basket femminile a Sassari c'era già, perché il Sant'Orso è sempre stata una squadra eccellente il pallacanestro femminile, no? Certo. Le sorelle Saradimigni, basta citare loro per capire dove sono arrivate, insomma. Quindi sicuramente ha sempre vissuto questa... Sì, in fondo sta facendo identificare la città con un unico marchio che è il suo, no? E questo è comprensibile. Chissà che non prima del Covid c'erano 1.000 persone che andavano a vedere le ragazze, c'erano 1.000 persone che andavano a vedere le ragazze, più di quelli che a Cagliari andavano a vedere l'Academy, tanto per fare un confronto. Sì, perché mi sembra che lo sappiamo, non va bene, ci andavano 800 persone, forse 1.000, no? Sì. Mi sembra 600, 600-700 persone, insomma, non di più, ma insomma, ma quella ormai è una storia andata, non dovremmo parlarne più. Ormai purtroppo è un'occasione persa, come dicevamo prima. Va bene, siamo quasi in chiusura, vado un attimo da Lello per fare un recap di quello che è successo negli ultimi giorni del basket italiano. Terremoti a Bologna, terremoti poi in parte rientrati, ma forse non stiamo sottolineando neanche tanto la grande bella vittoria della Dinamo Sassari proprio contro la Virtus Bologna di domenica. Sì, terremoti che qualcuno in redazione ha sostenuto che io abbia causato. Io diffido tutti quanti da portare avanti questa posizione, ma a parte questo, diciamo che insomma, vabbè, è stata una partita, come abbiamo detto sia nel post sia
nelle analisi anche fatte nei giorni scorsi, che ha mostrato insomma una Dinamo finalmente capace di imporsi con autorevolezza, non che le vittorie ottenute sinora siano state ovviamente figlie solo della fortuna o del caso, ma imporsi contro un avversario più forte, con cui avevi già un precedente quest'anno in Supercoppa, ma portato a casa con una sconfitta, diciamo che insomma è stato sicuramente una bella iniezione di fiducia, considerato anche che la squadra era ferma da tantissimo tempo per insomma rinvio di una partita a causa Covid, pausa nazionale, eccetera. Insomma, ecco appunto qua è arrivato l'uomo della sentenza. Dicevo, ecco appunto, a causa di queste pause non vedevamo la Dinamo giocare da un po', ritrovarla a ranghi completi e così capace di imporsi facendo il suo gioco, sfruttando la capacità di essere presente sotto canestro di Bilan, sfruttando quella bocca da fuoco incredibile che è Bengius, e poi grazie a Marco Spissu che ormai non lascia più spazio a dubbi, ecco insomma ha portato a casa una bellissima vittoria, e sottolineiamo anche l'esordio di Katic, perché secondo me è una cosa molto importante, era molto atteso, soprattutto perché non che Uzic si fosse dimostrato fino a questo momento, fino a che non si è infortunato, un cestista imprescindibile per questa squadra, ma allo stesso tempo era un elemento importante nella rotazione, il reparto guardie era stato abbastanza falcidiato dagli infortuni e l'innesto di un giocatore del genere era molto importante. Quello che abbiamo visto domenica è positivo, un giocatore ordinato, giocatore pulito, anche scolastico in alcuni passaggi, però efficace. Penso che insomma, se è questo il giocatore che abbiamo a disposizione, è molto interessante, sia perché può essere un sostituto di Spissu, sia perché può giocarvi insieme, quindi tanto di positivo in vista di Treviso, che è il prossimo appuntamento. Nando, un breve commento lo chiedo anche a te prima di chiudere. Guarda, cito un giornalista di 131, mi pare si chiami Stelletti, che nel suo commento ha scritto: una Dinamo finalmente al gran completo. Ecco, io mi sono fermato lì, ho detto bravo, bravo, perché lì per la prima ma lo potevi leggere il resto, scusa, no, l'ho letto naturalmente, l'ho letto tutto, però è quello, cioè è inutile che noi discutiamo se ti manca Tillman, se quello si è rotto un crociato, se quello c'è il Covid, se quello c'ha un infortunio e qua e là, tu non puoi giocare. La rotazione completa, e la Dinamo ha dimostrato di avere una grande solidità. Ce l'ha dimostrato Marco Spissu facendo 8 su 8 dalla lunetta negli ultimi minuti. Non è facile, anche un grande tiratore come Stefano sa perfettamente quanto pesa il pallone in quel momento. E tra l'altro Marco Spissu è arrivato a 37 su 38 dalla lunetta in campionato, cioè stiamo parlando di cifre. Lui è una sentenza, non io. Soltanto c'era il De Colò, queste percentuali, Gigi Di Tome, c'era il Ciacio Rodrigo, cioè stiamo parlando di un giocatore. Mi riallaccio a quello che dicevamo prima, non è un caso che Marco Spissu sia nato a Sassari e non a Cagliari, perché c'è stata anche un'epoca in cui la pallacanestro a Cagliari si respirava e nascevano i giocatori a Cagliari, nascevano i Torres Serra, nascevano gli Enrico Pizzianti, nascevano questi ragazzi qui. Adesso questi ragazzi, mi riferisco anche ai fratelli Rotondo, mi riferisco ad Angius, a Zirano, a Massimo Chessa, ecco, i giocatori adesso stanno nascendo lì, e questo è quasi, come dire, un parto spontaneo, cioè la gente vive di pallacanestro e i cestisti nascono perché la città vive di pallacanestro. A Cagliari, e questa è una cosa drammatica, non nasce un cestista da parecchi anni, dobbiamo dircelo francamente, non nasce un cestista da tantissimi anni, un cestista non da Tomeo Spissu, un cestista di buon livello, questo va detto, e questo è un aspetto molto negativo. Ecco, prima di chiudere, Stefano, le chiedo un commento a queste ultime parole di Nando. Sul fatto sì, che esatto, che non nasce un giocatore a Cagliari. È
mi sembra che Marco sia figlio di un allenatore di basket o di comunque persone dell'ambiente. Di una cestista anche, di una cestista anche. Esatto. Esatto, quindi voglio dire, è tutto lì. Se tu chiedi adesso ai ragazzini chi è un giocatore famoso della nostra epoca e così via, ti dicono chi è, non sanno chi è. Invece a Sassari sanno chi sono i vecchi giocatori e così via. Quindi è tutto lì. Ripeto, bisogna sotto quell'aspetto sì, bisogna ricostruire da zero. Sotto l'aspetto culturale, del parlare, del comunicare. Non sotto l'aspetto del vivaio, delle società, così, perché secondo me c'è, ripeto, c'è molto. Cioè veramente c'è di più di quello che noi ci aspettiamo, o che è visibile al di fuori. Ecco, solo gli addetti ai lavori, magari andando nei campi e così via, vedono che c'è un movimento che per fortuna è rimasto vivo. Qualcosa c'è ed è qualcosa di importante, questo bisogna dirlo, perché sennò siamo sempre i soliti che diciamo non c'è niente, non meritiamo niente, facciamo schifo. No, non facciamo schifo, c'è molta roba. Va solo mostrata, va affiancata con persone che riescano un po' a ritirare su l'ambiente, quindi giovani giocatori anche di fuori. È questo che bisogna fare, proprio, sotto quell'aspetto bisogna riniziare un po' da capo. Io sono contento, vi seguo anche le puntate che fa Nando sul basket storico e così via, questa cosa mi fa veramente piacere. È bello sentirlo, non solo per me che un po' conosco le storie, ma a volte si parla anche di storie e momenti che io non ho vissuto, quando si parla di Velluti, di Pedrazzini, così io ho vissuto solo la fine della loro traiettoria, eppure io so chi erano. No? So che il buon Gianfranco Fara era un giocatore dell'Esperia, so chi erano i giocatori dell'Esperia passata, so che ci sono anche cose impensabili, no? Che Binaghi giocava a pallacanestro, che i Pirati giocavano a pallacanestro, che non so, tanti genitori di tanti professionisti a Cagliari giocavano a pallacanestro. Io mi sono trovato davanti a foto storiche e qualcuno che mi diceva ma questo è mio padre, io ero completamente non sapevo questa cosa. Bisogna iniziare un pochettino, adesso questo per quanto riguarda me, ma io ormai sono un nostalgico per la pallacanestro vecchietto, tra virgolette, ma penso che i ragazzi debbano riniziare a vedere basket, ad andare in campi dove si gioca una bella pallacanestro, a vedere uno che davanti si chiama Marco Spissu, che magari è nella loro società, adesso non parlo di lui in particolare, dico un Marco Spissu nuovo, che magari arriva con le sue gambe a giocare in B o in A2 e quindi il ragazzino di 15 anni dice ok, ci è arrivato lui che era nella mia società, ci posso arrivare anch'io, perché funziona così, si lavora per emulazione, no? Io quando ero ragazzino vedevo Mario Boaretto che era 3 anni più grande di me ed era in prima squadra e dicevo voglio arrivare anch'io in prima squadra. E vedevo altri e poi più avanti andavo a vedere il Brill, vedevo Torres Terra e Mario Vascellari, dicevo caspita, sono arrivati loro, anch'io voglio arrivare a giocare in una squadra che fa un buon campionato, no? E funziona così, deve funzionare così. Non dimentichiamo oggi comunque che c'è anche un altro aspetto, prima si era più competitivi, c'erano pochi giocatori in confronto, oggi sono molti ragazzi e oggi chi fa società deve stare anche molto attento a tante attività di ragazzi anche che non sono dei campioni per forza, e questo bisogna dirlo. Tu riesci a fare cultura anche quando riesci a insegnare basket, insegnare cultura sportiva, insegnare la vita sportiva, cosa rappresenta, che è fondamentale anche dopo nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, sono cose che ci si porta dietro sempre, cioè lavorare, giocare in una società del genere, in una squadra, è fondamentale veramente per tutti, e credo che sia importante anche coinvolgere tutti quei bambini che non sono dei campioni, che forse sono non più sfortunati, meno adeguati, diciamo, a fare pallacanestro ad altissimo livello, ma che comunque amano questo sport, lo vogliono seguire, vogliono tifare,
vogliono magari giocare in un campionato un po' più giù, un po' inferiore, anche questi vanno tenuti in grande considerazione. Cagliari questo secondo me lo può fare, più anche di città come Sassari e così via, può seguire questo filone qua. Perché è una città che comunque accoglie, stiamo parlando di un bacino d'utenza di quanti? 450.000 abitanti, se non mi sbaglio, quindi stiamo parlando quindi non sto parlando solo di Cagliari, sto parlando anche di Elma, Sesto, Quartu, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi tutti noi siamo chiamati oggi a darci tutti una mano, a parlare fra di noi, a farci venire buone idee, a cavalcare questa onda qua, che è nuova, non è certo quella passata. Va bene, grazie. Incrociamo le dita. Prego, dire una cosa velocissima. La Miccia potrebbe essere il prossimo campionato europeo di basket nel quale il CT della nazionale, che è uno che ha la residenza ad Alghero, Meo Sacchetti, può schierare un quintetto con 3 giocatori sardi: Marco Spissu, playmaker, Sasha Grant, che è nato a Dolianova, la guardia, e Gigi Datome, l'ala piccola. Sarebbe una cosa clamorosa. Io credo che questo aiuterebbe ad accendere la passione. Una nazionale italiana di pallacanestro con 3 sardi in quintetto. È inimmaginabile, però è un'ipotesi che si può verificare. Concordo, bisogna parlarne molto, concordo. Incrociamo le dita anche per questo, non solo per il futuro del basket a Cagliari. Bene, siamo in chiusura, a me non rimane altro che chiudere la trasmissione e ovviamente prima salutare e ringraziare Stefano Meroni, ospite di questa puntata. Grazie Stefano. Grazie a voi davvero, grazie. Grazie ovviamente anche a Lello Stelletti, grazie Lello e alla prossima. Ciao, mando un altro augurio agli amici di Bologna. Ecco, non ti è passato ancora. No, io sono sincero. Te le stai cercando. Perché vivo a Roma, me lo posso permettere. Esatto. Grazie a Nando Mura, grazie. Grazie a voi, alla prossima. La prossima puntata dovremmo avere, essendo una puntata prenatalizia, potremmo avere il presidente di Federbasket Bruno Perra per appunto fare un po' il bilancio della pallacanestro in Sardegna a fine anno, operazioni che si fanno solitamente sui giornali in questo periodo. Pensavo che avrebbe avuto Babbo Natale, da come hai esordito, pensavo che essendo una tuta prenatalizia mi aspettavo i regali, va bene, dai. Vabbè. Ci sarà, come ha detto Nando, nella prossima puntata il presidente della FIP Sardegna Bruno Perra con noi al Trick and Roll. Io intanto vado a salutarvi e a ricapitolare un po' gli appuntamenti del weekend. Domenica ovviamente avremo la Dinamo maschile impegnata contro Treviso alle 16, mentre la Dinamo femminile giocherà sabato contro Broni. A me non resta altro che salutarvi, grazie per aver guardato questa puntata di Trick and Roll e arrivederci alla prossima puntata.